Mi sentite? Buongiorno. Tutto bene? Ok, buongiorno carissimi. Possiamo iniziare questo culto. È prezioso stare insieme qua oggi. Mentre venivo qua per strada, ieri anche io ero qua al mattino, era un caldo qua ieri mattina e oggi arrivo qua molto più tranquillo, ok? Se vi lamentate che oggi fa caldo, non potete immaginare ieri mattina come era qua e anche per strada. Così oggi, come sendo assato, ho aperto le finestre e ho visto, oh, grazie a Dio perché c'è un po' di nuvole, più sereno oggi. Grazie. Tu che sei a casa oggi e poi questo momento già vivere questo culto, iniziare questo culto adorando il nostro Dio e che possiamo camminare oggi in modo prezioso nella parola di Dio. Sarà un argomento molto interessante oggi, quello che vogliamo camminare e è quello che la parola tante volte ci insegna i principi di vedere chi sono i nostri nemici. E tante volte noi sbagliamo in questo. E vogliamo leggere adesso Salmo numero 68. Salmo 68, tu che sei a casa, puoi aprire la tua Bibbia. La tua Bibbia. Salmo 68. Si alzi Dio, e i suoi nemici saranno dispersi, e quelli che l'odiano fuggiranno davanti a lui. Tu li dissolverai come si dissolve il fumo, come la cera si scioglie davanti al fuoco. Così periranno gli empi davanti a Dio, ma i giusti si rallegreranno, ma i giusti trionferanno in presenza di Dio, ma i giusti esulteranno di gioia. Cantate a Dio, salmeggiate il suo nome, preparate la via a colui che cavalca attraverso i deserti. Il suo nome è il Signore, esultate davanti a Lui. Quando leggiamo questo salmo percepiamo la ricchezza, la bellezza di questa parola che il Signore ci approfondisce, ci insegna di che Lui è sovrano e è presente. Tante volte noi gritiamo il tuo tempo, Dio, il tuo tempo, perché sembra che il tempo di Dio è diverso di noi e è diverso di noi. Ma mentre i nemici del Signore ancora sembra che stanno prosperando, arriverà un momento che saranno dissolti come un fumo, saranno sciolti come la cera davanti a un fuoco. È il tempo di Dio. Perciò i nostri nemici non sono i nostri nemici della carne, sono nemici che vogliono distruggere quello che Dio sta costruendo e Dio agisce. Ma quello che vogliamo condividere anche qua sono i giusti, sono quelli che confidano nel Signore, quelli che praticano la giustizia, quelli che vivono la fedeltà del Signore, sono questi giusti. E qual è l'atteggiamento di questi giusti? Si rallegrano, trionferanno nella presenza di Dio, esulteranno di gioia. Questi giusti sono quelli che cantano a Dio, quelli che salmeggiano il suo nome. Questi sono i giusti, quelli che o nome do Signore è esaltato. E noi crediamo qua che la Chiesa è una Chiesa che è piena di giusti. Giusti non significa i perfetti. Sono dei peccatori, ma noi vogliamo esaltare e lodare il Signore. E mentre noi stiamo camminando con il Signore, è Lui che ci fa trionfare e che ci fa vincere. È Lui. E è questo Signore che noi vogliamo oggi esaltare, è questo Signore che vogliamo oggi manifestare questa gloria, questa mattina. Perciò che noi possiamo oggi cantare, salmeggiare, esultare di gioia, cantare ao nosso Signore, rallegrarsi per quello che Lui fa. Siamo qua riuniti insieme e ringraziare il Signore che ci ha dato una giornata oggi che possiamo essere gioiosi con Lui. Amém? Preghiamo. Chiudi i tuoi occhi. Tu che sei a casa anche, chiudi i tuoi occhi e preghi. Iniziare un culto è un privilegio. 20 giugno 2021, l'unica data, alle 10:30, l'unico orario.
È l'unico momento che c'è adesso e noi abbiamo scelto di adorare il Signore, offrire un culto, celebrare e manifestare la nostra fede, la nostra gioia, manifestare quello che noi crediamo in Lui. Siamo grati perché il Signore è qua in mezzo a noi e ci ha riempito di gioia per tutto ciò che Lui ha fatto e sta costruendo, edificando nella opera sua. Siamo grati. E a Te, ó Dio, che noi offriamo questo culto. Solo a Te. Quello che vogliamo, Dio, è che tu, Santo Spirito, parli al nostro cuore, che possa rivelare nel nostro cuore quelli tuoi sogni, i tuoi progetti, ma che il nostro cuore possa essere aperti a Te, completamente aperti a Te, perché siamo venuti a avere un incontro, un'esperienza personale con Te. Guida-ci e che possiamo esaltare il nome do Signore que é santo, esaltare questo nome de modo meraviglioso, cantare e manifestare questa gioia a questo Dio che merita tutta la nostra lode e tutta l'adorazione. Nel nome di Gesù, questo culto è per Te. Amém? Cantiamo, adoriamo. Se può stare in piedi, possiamo stare in piedi. Possiamo in questo momento manifestare questa lode, questa manifestazione di adorazione al nostro Dio. Adoriamo e cantiamo. Amen. Noi vogliamo gioire nella presenza del Signore. Il Signore è grande, è degno di lode stessa e la sua grandezza non se la può misurare. Lui è il nostro Dio, santo, grande, meraviglioso. Cantiamo insieme. Della nostra vita, è Lui il Re di gloria. Cantiamo.
Signore, perché tutte le opere celebrano il tuo nome. Dice così, Salmi 145: i tuoi fedeli ti benediranno, parleranno della gloria del tuo regno e racconteranno la tua potenza, per far conoscere ai figli degli uomini i tuoi prodigi e la gloria maestosa del tuo regno, perché il regno del Signore è un regno eterno e il suo dominio dura per ogni età. Questo è il nostro Dio, meraviglioso. Tu non devi mai dubitare di quello che Lui è, di quello che Lui può fare nella tua vita, nel tuo cuore, nella tua mente, perché Lui è un Dio meraviglioso. Cantiamo insieme? Meraviglioso sei, chi è pari a te, Gesù. Solo tu puoi ristorare e rinnovare il mio cuore. Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarai, hai conquistato
Dio effettivamente è un Dio meraviglioso. Non c'è paragone, bisogna provare. E non dipende dalle circostanze, quello vi voglio dire, non dipende. Hai conquistato ne parte di noi. Quando il Signore conquista la nostra esistenza, ci sforziamo ancora di più a vivere la cultura del regno. Ecco, e cos'è sta cultura del regno? Ognuno di noi proveniamo di posti diversi, di paesi diversi, di famiglie diverse, di situazioni diverse. Ma c'è una cosa che ci accomuna, solo una. E tramite questa noi riusciamo a vivere il regno di Dio in mezzo a noi, che è la cultura che il Signore Gesù ci ha insegnato, l'insegnamento della parola di Dio. Questa è la cultura del regno. Vi leggo qualche frase, forse vi ricorderete, ma io vi dico: non contrastate il malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgeli l'altra. Questa è cultura del regno. E a chi vuole litigare con te e prenderti la tunica, lasciali anche il mantello. Fate del bene a quelli che vi oltraggiano, pregate per i tuoi amici, per quelli che vi fanno del male, per quelli che vi maltrattano. Siete voi il sale della terra. Lui dice così. E dice ancora: così risplenda la vostra luce agli uomini, affinché vedano le buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nel cielo. Questa è la cultura del regno di Dio. Ed è questa cultura che accomuna tutti quanti, tutti noi. Ed è questa cultura che noi dobbiamo ancora di più ogni giorno a sforzarci e a viverla. Amen? Amen, perché il regno di Dio non consiste né in vivande né in bevande, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito del Signore. Gloria a Dio. Grazie Signore per la tua parola, è viva, ti penetra nei nostri cuori ogni giorno. Cantiamo. C'è solo un regno che non si smuove, è il regno di Dio. Fidati. Insieme. I regni traballano, si inchinano i popoli, le bocche si aprono, le mani si alzano per dire che tu sei re. Per dire che tu sei il Signore. Per dire che tu sei re. Per dire che tu sei il Signore. I regni traballano. I regni traballano, si inchinano i popoli, le bocche si aprono, le mani si alzano per dire che tu sei re. Per dire che tu sei il Signore. Per dire Signore. Per dire che tu sei re. Per dire che tu sei il Signore. Il tuo regno. Tuo regno è sempre eterno, stato in misericordia, giustizia e bontà, uguaglianza e fedeltà, la tua pietra ti
tua chiesa ti adora. La tua chiesa ti adora. Il regno del Signore è eterno. Tuo regno è sempre eterno. Salve misericordia, giustizia e bontà. Uguaglianza e fedeltà. La tua chiesa ti adora. La tua chiesa ti adora. Ti adoriamo, Signore, per ciò che tu sei, Signore. Dio di potenza, un Re di gloria nelle nostre vite, Signore. Chiediamo che tu prenda il posto, Signore, nella vita della tua Chiesa, Signore, che è qui presente, Signore, sparsa in questo mondo, Signore. Noi vogliamo vivere la realtà, le cose che abbiamo imparato nella tua parola, Signore, la tua cultura, la cultura che viene dal regno dei cieli, Signore. Vogliamo cercare di camminare ogni giorno nella tua presenza, Signore. È possibile, Signore, in questo mondo camminare quando noi siamo veramente collegati con te, Signore. Ti chiedo non solo per me, ma chiedo anche per i miei fratelli, Signore. Chiunque sia arrivato qui oggi, Signore, con il cuore, Signore, magari rattristato in questo momento, Signore, possa mollare nel tuo altare, Signore, ogni preoccupazione, ogni cosa, Signore, perché sappiamo che tu sei Re delle nostre vite, sei tu che prendi cura di noi, sei tu che prendi controllo della nostra vita, perché tu sei il Re, tu sei Re, Signore. Prendi il tuo posto, Signore, prendi il tuo posto nella vita della Chiesa, Signore. Noi ti ringraziamo, ti confidiamo tutto nelle tue mani, Signore, perché tutto viene da te e tutto appartiene a te, Padre. Parla, Signore, in questa mattina tramite la tua parola, Dio. Noi ti preghiamo nel tuo nome, Gesù. Amen. Potete sedervi. Bella questa frase, no? Cultura del regno. È una cultura completamente diversa. La nostra mentalità è stata abituata in un modo, quando c'è la conversione cambia tutto. Cambia tutto. E oggi parleremo di un argomento che per noi è prezioso perché cambia tutto. Ma noi litighiamo con noi stessi quando parliamo di questo argomento. Tu ce l'hai dei nemici? Amém, aleluia. È una promessa di Dio. Che cosa dobbiamo fare con i nostri nemici? Amare, servire, pregare. E hoje nós vamos caminhar em questo senso que a Chiesa è l'unico gruppo di persone che riescono a amare, a servire i propri nemici. E hoje vogliamo, come si dice, parlare chi sono i nostri nemici, che tante volte noi trasformiamo nemici in qualcosa personale nella carne, non c'entra niente. E vogliamo camminare in questo senso. Leggiamo questo brano, Matteo 5, 44 e 45. Matteo 5, 44 e 45. Qual è la prima parola? Ma. Ma. Quando c'è un ma nella Bibbia, tu devi fermarti e capire perché questo ma. Perché il nostro modo di pensare era così e dopo viene un ma. Adesso cambia tutto. E qua viene la conversione. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro. Dove è questo Padre vostro? Nei cieli. Poiché Egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni. Fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Fa venire un caldo come oggi per i giusti e per gli ingiusti. È questo il nostro Padre che prende cura di tutto
questa gente. Nosso Padre, vogliamo oggi camminare, ascoltare, parlare, vivere, oh Padre, il tuo messaggio. E quello che noi desideriamo e vogliamo è lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo a rivelare, oh Padre, nei nostri cuori quello che è tuo. E che lo Spirito ci guidi. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Nós estamos finendo com essa série de mensagens da mutualità chiesa e manca só a próxima domenica da luglio in poi inizieremo quello processo di mentori, vedere ogni personaggi biblici dove loro hanno fatto le cose giuste, dove loro hanno sbagliato, ossia vedere o senso dell'importanza di essere mentori o avere qualcuno che sia nostro mentore. Ma stiamo finendo questo une agli altri, l'importanza della Chiesa, e la Chiesa è stata chiamata a amare i suoi nemici. Perciò la Chiesa deve vivere questo processo meraviglioso di fare qualcosa che la gente, tra virgolette, normale non riescono. Perciò tanta gente dentro della Chiesa vivono la Chiesa, ma non riesce a percepire questa cultura del regno, questo cambiamento di messaggio, questa trasformazione di messaggio, che noi dobbiamo abbandonare questi concetti che noi avevamo nella nostra vita, quella nostra giustizia umana che tante volte noi portiamo dentro di noi, portiamo dentro della Chiesa e vogliamo inserire come un principio divino e non è. E oggi camminare questo dei nemici è un punto molto dolente tante volte per noi, perché noi siamo deboli in una parola che è il perdono, perché noi cominciamo a inserire dei timbri nelle persone e quello timbro per noi è ufficiale, non si toglie più, perché lui è, perché lei è, e cominciamo a inserire questo timbro e io mi allontano di questo gruppo di persone, mi allontano di questa persona, e nella Bibbia noi non troviamo basi per questo. Nella Bibbia noi troviamo adesso che la Chiesa deve amare i suoi nemici. Perciò quando ho fatto quella domanda all'inizio, noi abbiamo dei nemici? Sì. Io vi confesso, mi piace tanto. Io devo confessare a voi che questo mi fa crescere tantissimo nella parola del Signore. Quando ci sono dei nemici per noi deve essere una gioia, perché noi stiamo camminando dentro della volontà del Signore. Perché o nemico non è una persona nella carne, è quello che vuole allontanarci dalla fede. Perciò quanto più vicino al Signore, più ci sono nemici che vogliono distruggere i nostri concetti, che vogliono distruggere la nostra conoscenza della parola del Signore, che vogliono distruggere il sogno di Dio per noi. Perciò ci sono dei nemici. E ci sono dei nemici che tante volte vogliono farci un male, che tante volte vogliono distruggere la nostra vita, e noi dobbiamo pensare, sono nemici o sono oppositori? E c'è una grande differenza su questo. Perciò oggi noi vogliamo camminare questo senso dei nemici spirituali che vogliono distruggere la nostra anima e il nostro rapporto con Dio. Efesini 6, 11 a 12. Efesini 6, 11 a 12. Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate stare saldi contro l'insidia del... Ok, viene un nome interessante qua, diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne. Il nostro combattimento, infatti, è contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Chi è il nostro nemico? È il diavolo. Perciò per combattere contro di lui io devo rivestirmi di una armatura completa che Dio ci fornisce per adesso avere la percezione di questo. E qua entra la fede, qua entra la parola di Dio, qua entra evangelizzare, qua entra fare la opera di Dio, qua entra la preghiera, qua entra una armatura completa di Dio, in modo che io possa essere preparato adesso a vedere chi sono i miei nemici, e è di là che io devo stare combattendo. Altrimenti noi facciamo una confusione nella nostra vita
e inizio a fare un combattimento che non è quello che Dio mi ha chiamato a combattere. Se eu não riesco a percepire que sono i miei nemici, eu estou combatendo dove eu não devo combattere. Noi tante volte prendiamo le persone con l'obiettivo di distruggere, noi prendiamo tante volte la Chiesa con l'obiettivo anche di sparlare, di combattere, di cercare di distruggere la Chiesa, ma non percepiamo che il problema è un nemico spirituale. Non è il tuo fratello, la tua sorella, non è la Chiesa. È qualcuno spirituale che sta cercando di togliere i tuoi sogni, di togliere il sogno di Dio spirituale nella tua storia, nella tua vita. E questo modo che noi diventiamo adesso le persone che cominciamo a ragionare dove sono i miei nemici. Altrimenti noi cominciamo a diventare nemici di Dio. Quando noi cominciamo a combattere un combattimento che non è di Dio, io posso schierarmi con il diavolo e combattere contro quello che Dio sta creando. Se eu esbalho o inimigo, estou distruggendo a opera do Senhor. Ieri eu estava vedendo uma partita di calcio, Germania contra la Portogallo. Come finisce il primo tempo? Chi si ricorda? Con 2 autogol, no? 2 autoreti lá de portoghesi. In quel momento stavo pensando, ok, domani io predico questo di fare le cose al contrario. Comincio a pensare, Portogallo stava vincendo, tra poco 2 gol ao contrário, viene la sconfitta. Tante volte noi stiamo combattendo la battaglia giusta, cominciamo a entrare na strada che non è giusta e cominciamo a distruggere quello che il Signore sta creando. Perciò che Filippesi 3, 18 e 19, Paulo stava dicendo, una chiesa meravigliosa quella di Filippi. Filippesi 3, 18 e 19, perché molti camminano da... Stava parlando alla chiesa. Molti camminano da nemici della croce di Cristo. Vi l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo, la fine dei quali è la perdizione. Il loro Dio è il ventre, e la loro gloria è ciò che torna a loro vergogna. Gente che ha l'animo delle cose della terra. Paulo stava parlando a una chiesa. Di gente all'interno di quella chiesa che stavano camminando, combattendo dove non dovevo combattere. In questo modo sono diventati non nemici di Paolo, ma nemici della croce. Sono nemici di Cristo. Pensano nelle cose terrene, alla giustizia umana, alla gloria umana, al potere personale, pensano a se stesso, perciò che dice il loro Dio è il ventre. E non percepisco che nella nostra battaglia è spirituale. E se eu não riesco a togliere questa schiena dai miei occhi, eu não riesco a percepire dove è la mia vera battaglia. Senza la visione che Dio sta preparando e sognando, eu não riesco a percepire dove eu devo combattere. Chi sono i tuoi nemici? Já hai pensato di questo? Será que veramente sono questi nemici? Perché tante volte se eu comincio a sbagliare il nemico, estou combatendo contro Cristo. Sono un nemico della croce di Cristo. E adesso vediamo la storia di un personaggio, e è su questa storia che vogliamo camminare questa mattina, di una persona che si è diventata nemico di Dio, di Cristo, di Gesù. Chi era questo personaggio? Non era Paolo, non era Giuda, era Pietro. Era Pietro. Matteo 16, 21 a 24. Gesù in quel momento stava camminando per distruggere che cosa? La morte. Gesù in quel momento stava parlando com Pietro, estou caminhando a Gerusalemme per distruggere la morte. E Pietro diventa nemico di Cristo. Questa storia è interessante, che noi dobbiamo imparare per vedere dove sono i nostri nemici. Gesù stava per distruggere la morte, per darci l'eternità, ma questo personaggio voleva dire no. No. Gesù aveva gli occhi sulle cose di Dio, sul regno di Dio. È quello che io devo avere gli occhi sulle cose di Dio, sul regno di Dio. Matteo 16, 21 a 24.
Dall'ora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e che cosa doveva? Soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi e di essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Pietro, trattalo da parte, cominciò a riproverarlo, dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Se Gesù ascoltasse Pietro, dove eravamo noi adesso? Chi era o nemico della croce in questo momento? Chi era o nemico di Gesù in questo momento? Pietro, perché non aveva nei suoi pensieri le cose del Signore. Ma Gesù voltato si disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. E è interessante che tante volte noi ci fermiamo in questo versetto, ma il brano continua. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso e prenda la sua. Nemici di Cristo, nemici della croce, nemici di Paolo, erano nemici della croce. Adesso Gesù collega novamente il senso della croce. Prenda la sua croce e mi segua. Io só posso capire le cose del reino di Dio se io sono pronto a morire per me stesso. I miei concetti mi fanno diventare nemici di Cristo. I miei valori umani mi fanno diventare nemici della croce. Il mio modo umano di ragionare e decidere le cose mi fa diventare un nemico della croce interno della Chiesa. Ma quando eu comincio a vedere le cose con la mia morte e quando eu prendo la croce, che è la mia morte, adesso estou insieme a Cristo. Eu comincio a vedere le cose con gli occhi di Dio. Pietro, tu sei per me um scandalo. E interessante que Pietro, em aquele momento, estava com o pensiero mundano. Não, tu sei o meu maestro, tu sei meu Senhor, não te lascio che questo succeda. Quante volte noi vogliamo allontanare le persone di servire al Signore? Quante volte noi diamo dei consigli alle persone per allontanarsi di una opera del Signore? Tante volte, da tanto tempo che io non predico su questo, ma quante volte i tuoi figli hanno chiesto di diventare missionari, pastori, e i genitori che cosa hanno detto? No, vai studiare mio figlio, mia figlia, vai studiare. E noi in quel momento non stiamo con la percezione, invece di pregare per i figli che sia questo il primo obiettivo loro, noi stiamo oggi pregando per i nostri figli che possano crescere e avere tutto in questa terra. A che cosa serve? E dopo tu perdi i tuoi figli. Quante volte noi stiamo allontanando i nostri, perché noi non abbiamo una percezione mondana delle cose e non la percezione di Dio. E è interessante che questa storia di Gesù con Pietro succede un po' dopo, quando Gesù ha detto: Simone, tu sei beato. Simone, tu sei Pietro, tu avrai le chiavi del regno. Simone, Pietro, su di te edificherò la mia chiesa. Sulla pietra che è Gesù, ma con te edificherò la mia chiesa. In quel momento, quando Pietro aveva rivelato chi era Gesù, Gesù porta delle parole dolci, interessanti di elogio a Pietro, ma passano minuti, cambia tutto. Tante volte la superbia umana, quando c'è qualcosa di importante che ha fatto, oppure che si sente, scatta in quella persona una mentalità più mondana e si perde il senso del regno di Dio. Quando esiste questo e perde il senso del regno di Dio, noi perdiamo la visione del regno e ci diventiamo nemici. È un batter d'occhio. Tu sei beato? Un batter d'occhio, tu sei per me adesso un scandalo. E un batter d'occhio, o Padre mio ti ha rivelato. E un batter d'occhio, vattene via da me, Satana. Un batter d'occhio, Pietro era qua
un batter d'occhio, Pietro si diventa nemico della croce. Chi sono i nostri nemici che io devo amare, che io devo servire? Sono le persone che stanno servendo contro il principio del reino di Dio. Non sono quelle persone che vogliono farti male. Attenzione, non sono queste. Sono le persone che stanno combattendo contro la visione del reino di Dio. Sono queste persone che stanno inserendo dei concetti che non sono dei concetti divini dentro della Chiesa, oppure nella nostra storia, nella nostra vita. E tante volte hanno un ragionamento giusto, umano. Giusto, umano. Pietro in quel momento aveva un ragionamento giusto, mondano. No, Gesù, non succederà questo con te. Io ti proteggerò. Oh, che bello, questo mi proteggerà. Ma se io non ce l'ho la percezione del regno, io cado in questa trappola. Nemico diventa quando noi vogliamo togliere di noi qualcosa di servire il regno di Dio. Tra di noi qua. Quante volte qualcuno ti ha tolto la gioia di servire il Signore? Di vedere il regno del Signore con gioia? Le persone vicino a noi. Pietro era attaccato a Gesù. Quante volte abbiamo dato orecchio alle persone e dopo, quando abbiamo percepito, dopo 6 mesi, 5 mesi, 1 anno, la mia gioia di servire il Signore è svanita, non c'è più. Ma chi ha fatto questo? Un oppositore? No, un nemico che sembrava una persona amica, ma ha cominciato a seminare, e io che stavo camminando verso servire il reino, io che stavo morendo me stesso verso la croce di Cristo, io che stavo camminando verso la opera, quando eu percepisco, non c'è più niente. Ma sono gli amici, tra virgolette, che hanno inserito nella mia mente dei concetti mondani, come Pietro stava facendo con Gesù. Sono questi i miei nemici. Tante volte noi cominciamo a inserire nemici com carne e sangue, com carne e ossa, como na persona. Não é. É o diavolo que usa le persone intorno a noi per distruggere la mia gioia. Nemico é aquele que interferisce nella mia crescita spirituale. Facciamo una autoanalisi. Come tu era 1 anno fa? Come tu ti senti oggi? C'erano amici o c'erano nemici della croce? Come tu era 1 anno fa? Nel servire, nel lodare ao Signore. Come tu sei oggi? E o problema non sono gli oppositori, ma sono i nemici del regno. Sono le persone che sono attaccate alla tua vita e ha cominciato a succhiare tutta la tua spiritualità, la tua gioia no Signore, quando tu percepisci, il regno non c'è più gioia in me. Il regno non c'è più gioia in me. Questi sono nemici della croce, questi sono i miei veri nemici, sono spirituali, sono le persone che ti vogliono allontanare dalla croce, come Pietro voleva allontanare Gesù dalla croce. Perciò Gesù in quel momento stava in obbedienza completa, pronto a soffrire, pronto a morire, e arriva proprio Pietro a dare dei consigli che non erano giusti. Eu devo avere questa percezione di Gesù, questa visione di Gesù, per distinguere chi sono i miei nemici. O apóstolo Paulo tante volte parlava delle persone che erano oppositori, escreveva dei nomi. Giovanni parlava di oppositori, escreveva dei nomi, perché erano le persone che anche stavano distruggendo la opera del Signore. E eu devo stare attento a questo. Eu devo camminare con quelle persone che stanno edificando il regno di Dio, che stanno costruindo il regno di Dio. Perché se eu estou construindo na casa, eu não posso estar insieme a uma pessoa que está tolhendo e matone. Inserisco matone e guardo dietro a pessoa tolhe. Eu estou construindo na casa, eu devo estar insieme com uma pessoa que está me aiutando com o matone. Altrimenti será um desastre. Se estou caminhando no reino, eu devo estar aggrappato com le persone che stanno camminando in questo reino. Altrimenti sarà un disastro per me. E eu não avrò la maturità di sapere chi sono i miei nemici. La mia immaturità mi fa credere nelle cose che non sono giuste. Quante persone stanno impedendo onde la nostra crescita? Allontanatevi.
E potete dire in modo molto chiaro, fu via Satana. Via Satana. Oggi noi abbiamo una generazione delle persone nella Chiesa che è piena di, non so se in italiano si dice così, non si può parlare, che tutto è una sensibilità, si offendono per qualsiasi cosa, perché sono le persone immature per distinguere che cosa è un nemico, un amico, e le cose spirituali e le cose della carne. Le persone immature che non sono pronte a combattere il vero combattimento, perciò che Paolo diceva, ho combattuto il buon combattimento, perché Paolo aveva la maturità di distinguere le cose, di percepire le cose, oppure noi siamo immaturi. Una generazione che non riesce a sentire le cose spirituali più profonde. Stiamo perdendo oggi una generazione perché non riescono a essere maturi. Perché quando noi diventiamo nemici di qualcuno è quando il nostro agire e parlare porta questa persona a allontanarsi del reino e la gioia nel reino di Dio. Diventiamo nemici della croce perché stiamo impedendo questa persona di proseguire la strada verso la volontà di Dio, verso la croce. E io devo avere la maturità di distinguere chi sono queste persone. Ma è interessante qua che questa storia non finisce. Gesù abbandona Pietro? Gesù abbandona Pietro? No. È questa maturità di Gesù che eu devo imparare. Pietro era nemico della croce, era nemico di Gesù in quel momento, perché stava sendo guidato dal diavolo. Ma Gesù non abbandona Pietro. Prendo Pietro, subito dopo questo fatto, e dove Gesù porta Pietro? Pietro, Giacomo e Giovanni. Dove Gesù porta loro? A un momento unico nella storia, alla trasfigurazione. Pietro non abbandona Gesù. Tante volte noi cominciamo a pensare che il nostro nemico è nella carne, è nel sangue, e noi abbandoniamo le persone. La Chiesa deve manifestare quello che Gesù ha manifestato con Pietro. Ama, serve, sta camminando. La Chiesa fa questo. Romani 12, 19 e 21. Non fate le vostre, vendete, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio. Perché sta scritto. Che cosa sta scritto? A me la vendetta, io darò la retribuzione. Chi dice? Il Signore. Anzi, se tuo nemico ha fame, che cosa deve fare? Dá-lhe da mangiare. Se tuo nemico ha sete, dá-lhe da bere. Perché facendo così, tu radonerai di carbone acceso sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. La cultura del reino è prendere la croce, la mia morte, e non essere nemico della croce, ma prendere la croce e adesso fare il bene al mio nemico. Fare non quello che lui desidera. Interessante. A fame è basilare, dá da mangiare. A sete è basilare, dá da bere. E cominci a servire i tuoi nemici in quello che è fondamentale per lui. Perciò la parola di Dio ti dà questo insegnamento. Il mio nemico tante volte sta cercando di allontanarmi dalla croce, ma io devo percepire che è il diavolo che sta usando quella persona. Io non permetterò che questo atteggiamento suo cominci a influire nella mia vita. Ma questa persona che sta diventando mio nemico adesso ha bisogno di qualcosa? Qua, o piatto da mangiare è qua. Il bicchiere da bere è qua. A sete è qua. Ha freddo oggi, no? Ti senti nel caldo qua? Io sono qua, nelle tue bisogni e necessità. Io sono qua per servirti. E è questo atteggiamento di Gesù che cambia na storia. Perciò che Paulo, dopo, parla di questo testo. Non fate le vostre vendette, lascia con Dio. Lascia con Dio. E è interessante, quando noi lasciamo com Dio, che cosa Dio fa? Dio fa. Molto più preciso, molto più completo, molto più prezioso, unico. Dio agisce. Perché noi non abbiamo un Dio sordo e neanche cieco.
e neanche un Dio immobile. Dio percepisce quando ci sono le persone che vogliono distruggerti e farà la sua azione. Lascia la vendetta con il Signore, o tu ti senti più giusto di Dio. Ma quello che tu devi fare è servire le persone che stanno cercando di distruggerti. Proverbi 24, 17 e 18. Quando il tuo nemico cade, non ti largare. Quando è rovesciato il tuo cuore, non ne gioisca, perché il Signore non lo veda e gli dispiaccia e non distolga l'ira su di lui. È interessante questo brano. I tuoi nemici tu già hai visto cadere? Quante volte? E quale deve essere il nostro sentimento? Soffrire con quelli che soffrono. Tante volte noi cambiamo. E che cosa noi diciamo? Come si dice in italiano? Ben fatto, no? Ben ti sta. Ok. Doveva essere peggio ancora. No. Lascia con Dio. Io devo soffrire con quelli che soffrono. È questo il concetto biblico. È quello modo di camminare con i nostri nemici. E chissà se io non posso portare a loro una parola di speranza, una parola di un risveglio spirituale. Perché sicuramente la giustizia del Signore succede e Lui permette questo. Ma io non sono qua per distruggere i miei nemici. Io sono qua per servire. Qual è l'obiettivo di questo? È per aprire gli occhi spirituali di questa gente. È per aprire gli occhi spirituali per vedere le cose con la visione del regno di Dio e con un regno umano. Dio che ama agire. Gesù ci insegna questo processo e perciò che continua a camminare con Pietro. E Pietro si ravvede e si trasforma e si diventa una nuova creatura. Nonostante che dopo Pietro soffre e subisce le conseguenze di tutto quel danno che lui stava facendo. Amare non è fare i suoi capricci. Amare è servire dove tu percepisci la necessità dei tuoi. Ha fame, dà-lhe da mangiare. Ha sete, dà-lhe da bere. Hai percepito la necessità? Vá verso di lui e fa qualcosa. È in questo modo che io manifesto questo amore di Dio. La vendetta non mi fa essere come lui. Ma quando eu lascio la vendetta nella mano del Signore, io faccio quello che il Signore desidera da me. Io sono diverso del mio nemico. Tante volte noi facciamo le stesse cose che i nostri nemici stanno facendo e siamo allo stesso livello. E non è in questo modo che la Chiesa di Dio deve essere. Il tuo amico perceberà che tu sei diverso e non sarà allo stesso livello. Cambia il tuo modo di agire con i tuoi nemici. Avremo sempre. Non dimenticare che in Romani 3 e 5, che cosa io ero di Dio? Nemico. Io ero nemico di Dio. E Dio ha visto la mia necessità. Dio ha visto tutta la mia sofferenza e ha dato Gesù, il suo figlio. In modo che adesso io sono diventato figlio di Dio. Perciò quando eu vedo o meu nemico sofrendo, eu vado lì a servire. E dopo, chissà, questa persona non si converte e si diventa meu grande amico, come è diventato Pietro, che si è convertito. Un cambiamento. Quando facciamo questo, noi possiamo trionfare sui nostri nemici. Quando facciamo questo, noi possiamo vedere la grandezza dell'amore di Dio su di noi verso i nostri nemici e loro percepiranno. Fai o diverso perché la cultura del reino è diversa. Vuoi vincere? Vincere o male com Ele? Vuoi la giustizia? Lascia Dio e Lui agirà. Gesù in sua camminata verso la croce per darti la salvezza ha manifestato questo amore mentre eu ero nemico suo, perché noi eravamo nemici e Lui ha visto la nostra necessità. Abbiamo dei nemici, tantissimi, e è una grande opportunità
di manifestare questa grandezza dell'amore di Dio, che Lui ha manifestato per noi. Non dimenticare, nemici sono quelli che vogliono allontanarci dalla croce di Cristo. Sono loro che il diavolo sta usando. Via Satana. Ma non è via Pietro. Via Satana. Dobbiamo prendere la nostra croce e seguire. Ao contrário, è la nostra morte. Non só carnale, ma la nostra morte spirituale. Facciamo bene? Preghiamo? Nosso Padre, nossa giustizia umana è molto difficile vivere questo messaggio. Ma quando siamo guidati da Te, in obbedienza a Te, non è il nostro ragionamento. È la Tua parola. Il nostro ragionamento umano ci porta a fare le cose fuori dalla Tua parola. E questo distrugge la nostra vita. E distrugge la vita dei miei. Ma quando il ragionamento è tuo, è nella tua parola, adesso sì, io comincio a praticare la tua giustizia e comincio a praticare quello che è tuo. E quanto è prezioso vedere, oh Padre, che sei tu che fai la vendetta. Sei tu. Quanto è prezioso vedere, oh Padre, il modo come tu agisci è molto più giusto. E è giusto. È molto più prezioso. E è prezioso. Perché è unico. Sei tu. Questa è la tua chiesa, Padre. Ci sono tante persone che vogliono allontanare la tua chiesa di camminare verso la croce. Tante persone che sono usate dal diavolo per allontanare la tua chiesa verso il proposito come tu hai creato, per il tuo reino, a fare l'opera missionaria, evangelistica, a crescere. Ma è il diavolo. E che queste persone che sono nemici della croce possano essere amati e essere servite dal tuo popolo, in modo che la tua giustizia, la tua vendetta succeda. Io ti ringrazio, Padre, perché la tua parola ci fa vedere il tuo regno in modo completamente diverso. Non è con i miei occhi umani, ma è con la tua potenza, nella tua grazia. Benedici, oh Padre, la tua Chiesa. E come Gesù ha continuato in obbedienza fino alla croce per dare vita a tutti noi, che questa Chiesa possa continuare in obbedienza fino alla fine per dare vita a tante persone che sono perse oggi, a proclamare la tua gloria. E che la tua Chiesa, Padre, possa avere lo sguardo di regno e non lo sguardo mondano, guardando le persone come una critica, ma guardare il reino e vedere le cose che tu stai facendo e creando. E non perdere tempo, Padre, perché sei tu, Dio giusto, che agisci. Grazie, oh Padre, perché tu ci insegni a amare, perché questa è la tua caratteristica, di servire. Ti ringrazio, Padre, perché quando lasciamo a te, quando prendiamo la nostra croce, che è la nostra morte, possiamo vedere la tua grandezza e la tua gloria. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. Cantiamo cântico. Benedetto sia il Signore. Momento di offerta, momento della consacrazione della decima. È un momento di offrire. E questo è un privilegio. Che tu possa fare questo con la gioia, sapendo che questo è un privilegio per noi. Come Gesù ha detto, è meglio dare che ricevere. Perché mentre sto donando, Gesù sta mi donando ancora di più. E non ci mancherà niente. È un'esperienza di fede. Facciamo questo con gioia nel nostro cuore. Facciamo questo momento di raccolta e con allegria. Possiamo stare in piedi?
E cantiamo, e adoriamo e offriamo. Cantiamo? Cerco solo te, mio Signore, perché solo tu dai gioia al mio cuore. Si rallegra l'anima mia, solo in te, solo in te. Cerco solo te, mio Signore, perché la tua via conduce alla vita. Si rallegra l'anima mia, solo in te, solo in te. Benedetto Signore, benedetto il tuo nome, come un tenero padre sei verso di me, mio Signore. Benedetto Signore, benedetto il tuo nome, dalle tue mani questa mia vita riceve salvezza ed amore. Cerco solo te, mio Signore, perché la tua grazia rimane in eterno. Si rallegra l'anima mia, solo in te, solo in te. Cerco solo te, mio Signore, perché mi coroni di misericordia. Si rallegra l'anima mia, solo in te, solo in te. Benedetto Signore, benedetto il tuo nome, come un tenero padre sei verso di me, mio Signore. Benedetto Signore, benedetto il tuo nome, dalle tue mani questa mia vita riceve salvezza ed amore. Dalle tue mani questa mia vita riceve salvezza ed amore. Ancora una volta. Dalle tue mani questa mia vita riceve salvezza ed amore. C'è un momento molto speciale per noi come Chiesa quando noi presentiamo un bambino, un neonato. Uau! Leonardo non può venire da solo qua? No, così i genitori devono venire. Ok. Io sono sicuro che i nonni stanno dicendo, pastore, puoi invitarci noi anche? Possiamo andare insieme? Sì, venite qua. Quanto è prezioso vedere quando un bambino nasce, è un regalo di Dio, prezioso. E è su questo che noi vogliamo oggi ringraziare il nostro Dio. La nostra Chiesa non fa il battesimo dei bambini, perché noi crediamo che il battesimo è come successo con Gesù. Dopo la sua, quando il suo è stato grande, lui è andato a essere battezzato. E è interessante che nei primi giorni Gesù è stato presentato al Tempio. Maria lo ha portato al Tempio per essere presentato. Ma dopo, quando o grande Gesù si battezza. Perciò, biblicamente, noi crediamo che un battesimo è dopo una decisione personale. Quando eu riconosco che Gesù fa parte della mia vita, io o seguirò in obbedienza a Lui. E perciò che noi faremo dessa apresentazione di Leonardo. E nós vogliamo consacrare ao Signore. Que Lui possa crescere em saggezza, crescere em maturità, em conoscenza del Signore. E chissà tra 12, 13, 15 anni nós estaremos celebrando o battesimo de Leonardo. E lui un giorno dopo dirà, mamma, papà, vorrei essere missionário. Ciao! E sarà prezioso. E che lui possa crescere in questo amore. Chi non conosce ancora sono i figli di Sandra e di Marcos, o figlio, no?
Romulo e la Nora sono arrivati già da qualche mese, no? E próximo domenica já estarão qua cantando e sonando e adorando Nosso Senhor. Ok, chi non conosce loro. E adesso faremo la presentazione. Tu puoi prendere il microfono? Possiamo presentare questo bambino adesso. È prezioso. Preghiamo. Nosso Padre, che privilegio avere qua sulle mie braccia un bambino creato da te, un sogno tuo, un progetto tuo, un Leonardo che possa crescere ti amando, ti servendo, e scoprendo, Padre, il tuo grande amore e parlando di questo amore alla gente. Usa, Padre, questo bambino alla tua opera. Usa, Padre, questo bambino alla conoscenza e a una vita, un stile di vita in te e per te. Questa vita in questo momento, Padre, è consacrata a te. E stiamo, Padre, come Chiesa e come loro famiglia, ti offrendo, Padre, questa vita a una opera tua. Benedici, usa, questa vita è tua. Grazie, oh Padre, nel nome di Gesù. È a te, oh Padre, che consacriamo. Amém, Senhor. Amém. Ok, io passerò adesso questo bambino nelle mani del papà, perché la responsabilità numero 1 dentro di casa è la mamma aiuta, sì, tanto, ma è il papà che deve prendere tutte le iniziative in gestire questo. Ok? Romulo. Non c'è problema. Ciao. Já lasciato una macchia qua di qualcosa che un bambino fa, ok, nella mia maleta. Predicherò a Padova hoje com questa maleta, non c'è nessun problema. La prima volta che succede, wow! Va bene, un giorno parlerò a Leonardo su questo, ok? Amém. Ok, degli avvisi. Ok, già abbiamo partito con il corso di pittura qua dell'associazione. Anche sta per iniziare la ginnastica dolce, che sarà in questa sala. Sarà da settembre in poi, informazioni con la Roberta e anche con la Anna Menegon. Ok, sta partendo tante attività che già continuano ancora delle nostre associazioni, grazie a Dio. L'altro avviso ai genitori. Ieri mi ha chiamato no stavo parlando con una famiglia qua della chiesa, e questa persona parlando di un campeggio dei bambini della nostra chiesa. Eu disse, no, non facciamo. Sì, ma è la chiesa. Ok, una persona ha telefonato, non della nostra chiesa, si presentando anche se continuasse nella nostra chiesa, e ha invitato questa famiglia a portare i bambini a un campeggio. Nós vogliamo, o pastore Mário ha inserito un messaggio ieri, la nostra chiesa non sta realizzando nessun campeggio di bambino quest'anno e non sta appoggiando a niente, ok? Così se qualcuno ha chiamato a te per un campeggio dei bambini, per favore dica, già avete parlato con pastore Mario, pastore Caio, pastore Sandro? Se non ha parlato, chiudi la telefonata subito. Ok? Non mi piace le cose senza etica, senza responsabilità. Noi abbiamo deciso di non fare perché siamo stati severamente consigliati a non fare, perché l'anno scorso qua in zona 2 chiese hanno avuto dei campeggio e io ho avuto il problema del Covid. Così noi non faremo il campeggio dei bambini quest'anno, ok? Se volete andare negli altri, per favore, non staremo togliendo. Ma o quanto è prezioso sapere che noi stiamo cercando di lavorare per la protezione dei nostri bambini. Volevamo tantissimo fare, anche il campeggio degli adolescenti, dei giovani, ma dobbiamo seguire le certe norme e consigli che le persone più sagge di noi ci hanno dato. Così, qualche dubbio, per favore, pastore Mario, pastore Caio, pastore Sandro sono pronti a parlare con voi, ok? E non vogliamo che questa situazione succeda con gli altri fratelli della nostra comunità. E così, la nostra chiesa non sta realizzando
e neanche appoggiando nessun campeggio dei bambini. Ok? E è per la protezione dei nostri piccoli. È stata una decisione molto difficile di fare, ma abbiamo fatto. Tante volte le persone chiedono: pastore, ma le decisioni più difficili sono quelle che portano più benedizioni. E noi stiamo camminando in questo modo. Ok? Grazie a tutti voi che siete i nostri ospiti oggi. Grazie alla vostra presenza, che Dio vi benedica e possiamo continuare a vivere come Chiesa, come popolo di Dio. Amen? Buona domenica. È troppo caldo questa settimana.